È proverbiale, ormai sappiamo di queste macchiette alla Ciccio Formaggio, eccetera. Però oggi abbiamo qui un autore che secondo me va un pochino oltre, perché la sua ironia veramente è qualcosa di veramente di carino. Frank Tellina. Ciao, buonasera. Tutto a posto? Bene, vedo che però tu non sei da solo, noi ti presentiamo sempre Frank Tellina, però tu vieni con il grandissimo Rosario Vitiello alla batteria e anche al basso ogni tanto in breve, perché? Bene. Grande Ascolta, Rosario. la canzone che ci proponi oggi è una canzone, Sì. è una lettera d'amore. Sì, è una lettera d'amore, è una canzone molto impegnata, molto scrivi, profonda. Che tu scrivi a una ragazza di nome Rea. Sì, una ragazza inglese che si chiama Rea, un amore andato, diciamo, andava un po' di tempo Però fa. è inglese lei? Lei è inglesissima. Quindi tu non scriverai in questa lettera cara Rea? No, perché ovviamente ho imparato anche bene l'inglese, quindi... E quindi scriverai? Inizio proprio Dear Rea, quindi Dear Rea è il titolo di questa canzone. Io la dico a questa ragazza che magari un giorno ci ascolta dall'Inghilterra con tutto il cuore, una canzone che parte da dentro, Dear Rea. Perdonami, poi me ne vado. No, figo, può anche restare, la facciamo insieme. Facciamo. Conosce l'italiano la signorina Sì, lei Rea? lo mastica l'italiano. Lo mastica, sì. va bene. Frank Tellina.